Sono 41 i nuovi casi positivi registrati nella provincia di Agrigento, 9 ricoverati, 56 guariti, 3 deceduti. Questi i dati di sorveglianza epidemiologica trasmessi per la giornata del 25 novembre 2020 dall'ufficio ASP di Agrigento. I soggetti positivi sono in totale 2128, tra cui 1003 i guariti, 62 i deceduti, 981 in trattamento domiciliare, 82 ricoverati, di questi 44 in ospedale, 18 in strutture low care, 7 in terapia intensiva. In totale ad Agrigento registriamo 99 casi di persone in trattamento, di cui 80 guariti e 8 deceduti. Complessivamente sono 187, ad Aragona in trattamento 44, guariti 40 per un totale di 84, Canicattì 143, guariti 96, deceduti 4 per un totale di 243. Licata sono 59 in trattamento, 102 guariti, 2 deceduti per un totale di 163 casi. Quindi Palma di Montechiaro per un totale di 89 persone, da cui 28 guariti, 2 deceduti per complessive 119 unità. Quindi Raffadali, numero 30 le persone in trattamento, i guariti sono 19, un deceduto per un totale di 50 unità. Intanto sentiamo il primo cittadino, Silvio Cuffaro. Io da subito mi sono organizzato per cercare di monitorare e di evitare che il contagio nel mio territorio si diffondesse importato da soggetti che venivano da fuori. Sin da luglio ho fatto il sierologico, poi prima dell'inizio dell'anno scolastico ho fatto i tamponi istantanei a tutto il personale scolastico, continuo giornalmente a fare i tamponi a tutti coloro che vengono dal nord Italia o che vengono da altri paesi europei, però ho avuto l'impressione che davo fastidio a qualcuno, come se rubassi il lavoro a qualcuno. Io ho cercato soltanto di mettere la mia gente in sicurezza e cercare di evitare la diffusione del contagio. Dall'altra parte invece chi doveva fare questo lavoro non l'ha fatto, mi guardava in modo molto sospetto e non faceva il suo dovere, il suo lavoro, che era quello di dare tempestivamente notizia dei tamponi che io processavo positivi al fine di iniziare le procedure di tracciamento ed evitare che il contagio si diffondesse. A fronte di una comunicazione del Comune di Raffadali all'ASP di una positività di un soggetto, avevamo un riscontro, una risposta dopo 7-8 giorni. Quindi mi sono lamentato di questo, mi sono lamentato della raccolta dei rifiuti speciale che era di competenza dell'ASP e finalmente oggi, dopo 25 giorni, stiamo vedendo i risultati e altre tante cose che non ci mettevano in condizione di dialogare con l'ASP e di ottenere risposte in tempi reali. Di questo io dico, mi sono sempre lamentato, ora ci sono altri sindaci che capiscono realmente il problema qual è, che è necessario fare screening di massa perché sono i positivi asintomatici che continuano ancora a diffondere il virus nel nostro territorio. Questo lavoro ancora ad Agrigento non si è fatto, lo stanno programmando adesso e io sono molto rammaricato che purtroppo chi ha la responsabilità di un ufficio importantissimo in piena pandemia che è il Dipartimento di Prevenzione non dia risposte, non programmi e non porti avanti quelle che sono le iniziative per evitare di contrastare la diffusione del virus.